Buonasera a tutti, Bizzi TV, itte nova de oie, die 17 de su mese de Vreaglio, 2026, de Vreaglio, de Marte, scusate, Vreaglio, de come suso. E che siamo scorso anni pure questo de mese che l'abbiamo già brincato a mesania e siamo andati a non che lo manicare a bella bello. Bene, vediamo come si presenta poi a die, si presenta una bella die, si vede già in Palmera, ma bolla qui de scomo in fotografia del pacchetto polmatura, ecco questa situazione, ecco, insomma un bello chelo che in quest'anno che si sono presentati, che sono accurziandosi di pruso, però insomma come diciamo adesso sarà valle e non narata, ma non vedi a deve cuculare pure tanto, ecco una fotografia da presa a corso. Vediamo su Saravallo e infatti non era che lo limpio potuto cantare die e quindi una bella dia, quindi che grado la temperatura massima, 15 gradi la minima, siamo intorno a su tempo buono, vediamo crasa invece non sto rasaba, allora che li spalazzato fino al sasotto, poi mezzo coccolato fino al saldecche, coccolato adesso tutto da sasunnichi a sastrelle, orterie e carchigottio a pure pro enni, insomma, poi dai sasunnichi a sastrese, 8 gradi mini, massimo, potessi da caldo fritto e 15 gradi minimo, pensate che oggi è il 20 gradi e casa torniamo a 8 gradi. Amos un toccamento e dolo da dare, ti arcanzi, lo melino, insomma, non rilassato, un dolomano, insomma, non dispiegare manno, che veramente una persona di rimedio. A 90 Chimbano, anche il morto Arcanzi lo melino, marito di Angela Serra, babbo di Giuseppe Raimondo. Ti arcanzi, lo nome sereno, onesta e di buona attenzia. Canto scontoso, dessa vida e dessa gente vizichesa, ti arcà. E canta al volta non razze scombitate sul caffè. Stima manna, pro sempre. Imprenditore e gabbale e travagliatore, innovatore e dai pastori che via Tenzeramonte e girata a Bizzi. Poi a bere un mulino e dare un servizio di importo umano a sa vita di Bizzi e di intunno. È mancato una E, bilamo a jungle dopo, a Sabina De Bizzi ed è in turno Ginterro e storia delle cassette a Sastrese in Sacreia del Santo Giulio, condolenze e pazienza a sa famiglia a tutto da parte De Bizzi TV. Addio, sia al capo. Bene, a proposito de Ciarcan, se damos una poesia e dimmo se la stappamo diretta, scritta, non la so stappare, strano, una poesia scritta da Villa, dai, la diamo deve da stappare, scusate che la manniamo, non veste, in cui, ma che la diapo deve essere già mannata. Eccola qua che la mandiamo scomo. Boh, pare che l'abbiamo mannata, ma non è arrivata. Eccola qua, la poesia, a Zio Arcanzi lo melino, canto sammento de pizzinnia, mi tornassamente, che chircatoso, ammentoso de sa mea serachia, a dinco frater buffasa, solbiatoso, a su mulino annaiana, a su mulino andian Cusebia, bello sapere los tempos andatos, in cui a poco nota bois manno, un omine de cabale e buono panno. Da chi partito essi può restare e assatterà la vita terrena, assatterà le vita terrena, boscheglio rispettoso salutare, pensandobus in cussa tanca mena, in pachere posedas eternare,
molenne in sa preghiera al Don Sipena, de chi è in ocche firmata a Tristadum, pranghenne chi in su coro a cunortadum. Vabbè, non è apocalolesa, quindi non la polessa metta bene, ma questa è una bella poesia di Ivane Villa, Posti Arcangelo. Andiamo da innanzi e che non chiamo sos orarios de s'ascolto dai su 6 a su 20 di marzo. Allora, il servizio di ascolto di Bitti ha subito una modifica sugli orari di ricevimento da lunedì 16 marzo a venerdì 20 marzo. Non me ne comunicano nulla, cioè, me l'ha buscata io la comunicazione, evidentemente pensano che non siete importante a dare questa nuova ABC TV, ma in un va pubblicato io vai solo battere mi piace, vai attaccare il nasce, non l'ha vista nessuno. Saranno assicurati nella sede del poliambulatorio con i medici Mocci e Orunesu, lunedì 16 marzo dalle ore 9 alle 20, dottor Orunesu Rolonesi, martedì 17 marzo, cioè oggi, dalle 8 alle 13, dottor Orunesu, mercoledì 18 marzo dalle ore 8 alle 13, dottoressa Mocci, giovedì 19 marzo dalle 8 alle 14, dottor Orunesu, sabato 21 marzo dalle ore 8 alle ore 9, dottor Orunesu. Eventuali cambiamenti degli orari di ricevimento saranno rapidamente comunicati ai cittadini. Io torno a invitare il ascolto a mandare l'orario a BCTV, che io lo pubblico, insomma, e bosa sicuro che lo abbaitano intanto, ma evidentemente questo non è in conca è tutto. Bene, bosa che scrive che batto un conto nuovo in BCTV, è scontato da me, mi dispiace che siete un conto che personale, ma è troppo interessante, tocca a contare che ha proprio quasi inverosimile questo conto, però è successo a me, poi chi vi crede, vi credete, che non ho pazienza, insomma, io l'ho contato, però chi è l'uppicata in serietà, e poi chi pensa che siete una cosa inventata, dai, tanto può la contare, vabbè, sono fatto il suo, insomma. Andiamo da innanzi, intanto abbiamo questa bella iniziativa, Procrasa, consigli contro le truffe agli anziani e non, organizzata dall'associazione Achimus in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Mercoledì 18 marzo alle ore 19, salone parrocchiale BT. Invitiamo tutti a partecipare. Io non so se presente come BCTV, però insomma se non bisogna vada scaricati o chi ha da usare l'attrezzatura può dare in diretta. Andiamo da innanzi, il posamento lo torneo de sa Bittese, organizzato da sa Polisportiva Bittese, 31 di maggio po' pulcini e prime calci, due de lampada esordienti e piccoli amici. Andiamo scomoda innanzi che sa una pagina del suo giornale, premio di guerra chiaramente, Libano, detriti di rasti sulla base della brigata Sassari, allerta per i demonios, missile intercettato dai sistemi di difesa. Confindustria, la guerra danneggia l'export sardo, persi nell'isola 150 milioni di euro. Aeroporti sardi, via libera alla società unica. La via libera a quanto pare viene pure da estrema sinistra, cioè da sinistra futura, pare che cosa pure andato via libera contro la privatizzazione, ma poi al dunque si è arrivata alla conclusione. Conte diciamo no, ma chiesi in Nafutiti, Mereu, Lotto, Mereu, su Guardiano de Sasinara, Lotto, il parco, questo sul parco di Sasinara, dalla parte della legge. Casa all'asta in un solo giorno, oltre 50 donazioni. E abbiamo visto i test sul problema veramente malo domo posta all'asta che poi erano piccata dai costo dall'arper, dai costo del gurtuglio, che vi guadagnano, viene su doppio del su chilana paccata. Domo bella da posta all'asta dei poverissimi che non sono riusciti a paccare su mutuo, poi ben in vendita dai costo dall'arper che diano a meritare veramente le bilisponne sa bomba intro da Sadomo cana comporati in modo tale che non ne potano avere profetto per uno. Ecco, mi manca la prima pagina adesso
Unione Sarda non ha po' compreso poco le motivo, la cosa è sta arrivata a rata, vabbè, pazienza, che la brincamus e andiamo da innanzi il canto a tenore, colonna sonora della fiera dedicata al turismo, una bella cosa. Poi sul gruppo di Rosei che hanno partecipato, oppure questo gruppo a sa premiazione de Tanielle. Il gruppo di Rosei si è esibito a Milano al Salone dei Grandi Cammini. Ecco qua la voce più arcaica e potente della Sardegna ha risuonato nel cuore di fa la cosa giusta, la fiera nazionale dedicata al turismo responsabile e agli agli stili di vita sostenibili in corso nella fiera di Milano. Tra i protagonisti anche il tenore di Rosei, che ha portato in Lombardia il fascino ancestrale del canto, patrimonio immateriale dell'umanità riconosciuto dall'UNESCO. Il gruppo si è esibito ieri a margine della conferenza. Bravo, veramente bravo. Ursulei, domande per Ajudo Torradu. Ursulei, il bando del comune per le famiglie in difficoltà. Il comune di Ursulei ha pubblicato l'avviso relativo al programma Ajudo Torratu per l'annualità 2026, rivolto alle famiglie che si trovano in condizioni di fragilità economica. L'iniziativa rientra nella misura regionale Reddito di inclusione sociale, REIS, strumento pensato per contrastare la povertà e favorire l'inclusione sociale e lavorativa. Il REIS prevede l'assegnazione di un budget di inclusione che consiste in un contributo economico mensile erogato per 12 mesi, accompagnato da un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Una bella iniziativa. Siniscola, il nuovo bando, allora, il nuovo bando per il premio di poesia sarda. Il Rotary Club di Siniscola bandisce il 21° premio di poesia in sardo Viniscola Enigamato. Il concorso, chissà in cui pure inventano. Il concorso si articola in un'unica sezione a tema libero, sia in rima che a verso sciolto. È aperto a tutti i poeti in limba, ovunque residenti. Le opere dovranno essere inedite, senza aver ricevuto riconoscimenti in altri concorsi letterali. Sono ammesse al premio opere scritte in ciascuna variante della lingua sarda. Le opere, in 5 copie chiare e leggibili, dovranno pervenire entro la data del 25 aprile 2026. Sarà valida la data del timbro postale. Ecco, questo in 5 varianti, va bene. In Italia invece è il diverso, o li scrivi in italiano ufficiale o se no, non ti l'ammetti. Disturbi alimentari e prevenzione, una settimana di consulenze all'ASL, fino a 20 porte aperte per raccontare l'approccio multidisciplinare al tema. Ecco, disturbi multidisciplinari, magari non lo sto a da corso, però bastante chi ha questo problema serio, metaserio. Ci sono i disturbi alimentari, ma in particolare la prevenzione e la sensibilizzazione sul tema nel percorso di informazione e consulenze gratuite che la SEL Nuorese ha promosso da adesso fino al 20 marzo per la giornata nazionale del fiocchetto lilla, dedicata ai disturbi dell'alimentazione e nutrizione. Il servizio dedicato all'interno dell'azienda sanitaria nuorese è guidato dalla responsabile Antonella Denti. La giornata nasce nel 2012 per volere del padre di una ragazza, Giulia, scomparsa a 17 anni il 15 marzo 2011 per un disturbo del comportamento alimentare, e nel 2018 è stata riconosciuta ufficialmente dalla Presidenta del Consiglio dei Ministri, associandola al fiocco lilla. Va bene, una bella iniziativa. Un nuovo film di Antonio Sanna, L'uomo che amava scavare.
la vita di Antonio Zara e le sue scoperte archeologiche. Grande, grazie all'interessamento di suo fratello Sergio, quando mi sono imbattuto nella storia di Antonio Zara, colpito dalla sua grande passione per l'archeologia, ho subito accolto la proposta di realizzare un documentario che raccontasse la sua storia. In quei mesi Antonio stava già molto male a causa di un enfisema polmonare, era costretto a vivere attaccato ad una bombola dell'ossigeno 24 ore su 24. Il regista nuorese Antonio Sanna racconta così la genesi del suo nuovo documentario. Antonio Zara, l'uomo che amava scavare, presentato in anteprima nazionale lo scorso 12 febbraio a Carbonia, il film racconta la storia di Antonio Zara, appunto, assistente tecnico di scavo per la soprintendenza di Cagliari e del Sud Sardegna, autore di importanti scoperte archeologiche di straordinaria importanza. Bene, complimenti Antonio Sanna, chi resta occupato di questa cosa, si occupa sempre di cose particolari, sì alla fusione, ma si parte da zero. Siamo già dall'aeroporto di no, che è l'Unione Sarda, che in sta regionale, che ha una posizione meta diversa di questa della nuova Sardegna. La Giunta conferma la volontà politica di entrare nella holding amministrative al voto il 7-8 giugno è ufficiale, quindi sicura notizia. Aeroporti ai privati, il progetto dovrà ottenere un nuovo parere della Corte dei Conti, cioè praticamente ci sono negozianti su connottu. I monopoli calpestano i diritti dei sardi. Ecco, questo è Mario Mede, storico leader della CILS, sull'operazione di Liganzia F2I. Ancora prima della valutazione di natura tecnica e normativa, tutti elementi in campo e ancora aperti, ciò che può concretizzarsi in Sardegna con la gestione unica degli aeroporti rischia di andare contro la specialità e l'autonomia della nostra isola, che su aspetti decisivi e fondamentali come il diritto alla mobilità delle persone e di un popolo hanno creato aspettative ben diverse rispetto al possibile scenario del monopolio. Ma questo non lo svolta al manco gai, ha posto che pure sinistra futura ha firmato a favore. A riflettere sulla prospettiva degli scali sardi è Mario Mede, storico segretario generale della CILS, e adesso che il fondo Liganzia F2, vista la delibera approvata alla Giunta Todde, sembra sempre più vicino a diventare azionista di maggioranza pure a Cagliari dopo Alghero e Olbia, le parole di Mede diventano doppiamente un monito. Quella di Mede è una posizione personale, pubblicata anche sul proprio blog Libertades. Con un unico fornitore di servizi aeroportuali, ragiona Mede, il rischio è l'esercizio di un potere di influenza sui prezzi e sulle condizioni della stessa attività degli scali. Mede, insomma, solleva più di un dubbio sulla possibilità di uno sbilanciamento tra diritto pubblico alla mobilità e i profitti propri di un fondo di investimento. L'esempio storico delle privatizzazioni degli asset produttivi italiani più importanti non è certo di buon auspicio, sottolinea Mede. Oggi Soager, titolare della concessione nello scalo del capoluogo, è detenuta al 94,4% dalla Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, cioè un ente pubblico non economico sottoposto principalmente alla vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Invece si lo quiere negoziare, cosa al de non crede soltanto che fa che questa giunta. RC, auto nell'isola, rincari record. Le polizze sfondano il tetto dei 440 euro di media, più 5,1% in soli 2 mesi. Pensate un po' quanto non costa questa assicurazione a noi in Sardegna, cosa da non credere. Automobilisti sardi tartassati, come se non bastasse la stangata sui carburanti, sulla testa di chi possiede un'auto arrivano anche nuovi rincari sulle assicurazioni. Nell'isola in particolare le polizze lo scorso mese hanno registrato un'impennata di oltre il 5%,
rispetto alla fine del 2025, facendo tremare i possessori di un veicolo in vista di una possibile nuova stagione di tariffe alle stelle. I dati, i numeri elaborati e il portale online di comparazione tariffe Segugio.it non fanno infatti ben sperare per il futuro degli automobilisti. Le tariffe dell'RC Auto hanno infatti raggiunto in Sardegna 440 euro di media, proseguendo nella crescita innescata ben prima della crisi iraniana. Ciò significa che le ultime tensioni internazionali, non ultimo l'allarme di Federcarrozzieri, che ha puntato i riflettori sui rincari dei pezzi di ricambio, potrebbero ben presto subire ulteriori aumenti. Rischiamo di spingere ancora più in alto le polizze obbligatorie per circolare sulle strade. Oi oi oi, linea dura, eccetera, eccetera. Agricoltori domani in piazza a Cagliari, col diretti appello alla Regione sulla crisi del settore. Burocrazia e pratiche bloccate, ritardi nei pagamenti e continuità territoriale delle merci al palo, ma anche gestione idrica inefficiente e speculazioni in atto tra guerre e dazi. Sono alcuni dei temi sui quali agricoltori e allevatori sardi chiedono risposte che domani porteranno in piazza il mondo agricolo dell'isola nella mobilitazione proposta da Coldiretti Sardegna a Cagliari. La manifestazione porterà nel cuore della città la Sardegna agropastorale, con imprenditori agricoli arrivati da tutti i territori dell'isola per chiedere attenzione e interventi su questioni che incidono sulla competitività delle imprese, sulla loro tenuta economica e sul futuro delle aree rurali. Durante la mobilitazione, Coldiretti consegnerà alla politica regionale una piattaforma di proposte per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare. Ma oiaia. Pronto soccorso sarà un concorso flop, pochi i nuovi medici. Fratelli d'Italia sono spostamenti tra ospedali, todde in aula, oggi si decide la data, competine chi todde a riferire in aula. C'è allarme sul pronto soccorso, al primo posto tra le emergenze della sanità. Una situazione ogni giorno più problematica, con turni scoperti e un servizio che viene garantito ai cittadini solo grazie all'abnegazione e al sacrificio dei medici e del personale sanitario, avverte Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d'Italia. Anche e soprattutto su questo tema, oltre al caos organizzativo nelle aziende coinvolte con difficoltà in ospedali, alla grave crisi della medicina territoriale, eccetera, eccetera. Chiediamo che Todde riferisca in aula. Visite ed esami gratuiti, tutte le prestazioni online. È stata questa iniziativa dei buoni sanitari, al via i buoni sanitari per chi ha un ISEE pari o inferiore a 10.000 euro. Decollano i buoni servizi sanitari rivolti ai residenti in Sardegna con prescrizione medica per visite specialistiche ed esami con priorità urgente o breve di categoria U o di categoria B, appartenenti ai nuclei familiari con ISEE pari o inferiore a 10.000 euro o titolari di esenzioni per reddito. Da ieri è possibile consultare il catalogo aggiornato delle prestazioni delle strutture sanitarie che hanno aderito al sito www.buonisanitarisardegna.it. Va bene, calamità, a che punto sono gli indennizi? L'assessore Agos in commissione attività produttive, pare che Nerete, insomma, la gestione dei terreni pubblici del Monte dei Pascoli e gli indennizi per le calamità 2024 saranno al centro della riunione
della Commissione Attività Produttive, con cui stamattina alle 10:30 riprenderanno i lavori degli organismi permanenti del Consiglio regionale. In programma sul primo punto l'audizione degli assessori all'agricoltura Francesco Agus, all'ambiente Rosanna Lacconi e agli enti locali Francesco Spanedda. Export sardo bloccato a Hormuz, i mercati arabi valgono 150 milioni. Confindustria per le imprese, non solo rincari di energia e carburanti, ma pure difficoltà a piazzare sul prodotto. Società unica degli aeroporti, la giunta Todde dà il via libera. La holding sarà formata da regione, che non faccia contare un tubo, Camera di Commercio di Cagliari, privati. Sull'operazione dovranno pronunciarsi governo, Corte dei Conti ed Agcom. Ma dimoslo, la sinistra è futura. Allora, ultimo sì da sinistra futura, silenzio di Fratelli d'Italia. L'ultimo ostacolo in giunta per andare alla delibera di ieri sera era stato rimosso da Sinistra Futura. Sino a qualche giorno fa il partito guidato da Luca Pizzutto nella foto aveva espresso le sue perplessità sull'operazione, trincerandoli dietro alla necessità di avere più informazioni dai protagonisti. Adesso, come aveva anticipato lo stesso Pizzutto ieri mattina, i chiarimenti da parte della Presidente sono arrivati, e cioè gli hanno dato belle dette. O votate schiembo, se no cominciamo a abbordare il problema dell'assessorato. Ci ha spiegato cosa e perché si fa, e a questo punto per noi i dubbi sono svaniti. Certo. Non a caso la nota di Sinistra Futura parla di nebbia diradata, al punto che dopo il serrato confronto, svolto anche in sede tecnica, finalmente con le carte in mano sono venute meno le criticità individuate nella temuta riproposizione dell'originaria concentrazione privatistica. Come non è privatistica? Si temeva la regia privata del riassetto proprietario delle società aeroportuali con il conferimento delle partecipazioni in una holding a prevalenza partecipazione privata. L'ipotesi ci appare totalmente priva di ogni garanzia di controllo pubblico e rischiava di trasformare la gestione di infrastrutture strategiche per la società e l'economia sarda in una rendita privata derivante dalla posizione dominante. La costituzione di una rete aeroportuale sarda da istituirsi con decreto ministeriale rappresenta a nostro parere una prospettiva certamente differente, con la regione che ha il controllo politico dell'operazione. Se Sinistra Futura si è convinta, silenzio imbarazzato da Fratelli d'Italia, ben a conoscenza dell'operazione. Il presidente della Commissione Trasporti della Camera, Salvatore Sasso De Ida, ne è stato uno strenuo sostenitore insieme al presidente di Enaca. Sarà riuscito a convincere il gruppo consiliare ferocemente contrario alla bontà dell'iniziativa? Questa è la Nuova Sardegna, chi è esumere della Nuova Sardegna direttamente coinvolto in questa operazione, questo De Pascale, che ha che parte appunto di questa multinazionale F2I. Casa all'asta, SOS dal web, in un giorno 50 donazioni. Successo per GoFunding a sostegno di Natascia e Flavio. Cioè andiamo a dare che questo domo si chiama all'asta e patapito un'iniziativa, insomma, un appello per colire sui nari e a chi rimanera chissà domo torrete a Solmerese. Andiamo da innanzi, gelo, andiamo alla politica internazionale, gelo europeo su Trump. Non è una guerra NATO. Il presidente statunitense, Zubullo, minaccia gli alleati. Futuro negativo per chi non ci darà il suo aiuto.
prima si incaponano in mezzo a cose che non sono in grado poi di controllare e poi che si ripetono, mamma Michello, ma questa via accanto parete, l'usano la sanne a sola in sa bullata sua. Carburanti, il governo pensa ad una tassa che sta profitti. L'UE intanto ipotizza un canale sicuro attraverso lo stretto di Hormuz per le merci europee. Continua il lavoro del governo per individuare interventi sostenibili per arginare il caro prezzi scatenato dalla guerra in Iran e tra le ipotesi rispunta anche quella di una tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche. Sì, ma la attendete vi guadagna nulla. A rilanciarla il vice premier e il ministro trasporti Matteo Salvini. Abbiamo tassato le banche, possiamo anche tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere, dice, aspettando un nuovo intervento fiscale e normativo. Manara Mitura. Khamenei, intanto vediamo che sta a fare su Helmut. Nel mentre l'alto rappresentante UE Kaja Kallas rimane senza giri di parole. La posizione del 27 dopo il Consiglio Affari Esteri narra gli interessi dell'Europa sono a rischio e nessuno vuole un conflitto prolungato o un blocco indefinito dello Stretto di Hormuz. L'obiettivo allora è di trovare soluzioni diplomatiche, anche innovative. Un esempio è l'iniziativa del Mar Nero, che sbloccò l'export del grano ucraino coinvolgendo l'ONU e un paese dell'area da garante. Ne ho parlato con il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, fa sapere Callas, evidenziando come la prossima crisi potrebbe essere alimentare. Che la prossima crisi potrebbe essere di tipo alimentare, dato che la situazione è problematica per quanto riguarda i fertilizzanti. Khamenei, su Mere Novo, cioè su Ayatollah Novo, guida suprema. Khamenei cura a Mosca, non comment dal Cremlino. È un caso l'incontro tra il vice ministro Cirielli e l'ambasciatore Parmonov. Si infittisce il mistero sulla figura di Mojtaba Khamenei. La nuova guida suprema dell'Iran sarebbe stata segretamente trasportata a Mosca su un aereo militare russo dopo essere rimasta ferita nell'attacco del 28 febbraio in cui perse la vita il padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Sarebbe stato quindi sottoposto con successo ad un intervento chirurgico. A riportare la notizia è stato il media kuwaitiano Yari Arida, lo stesso che aveva diffuso quella del suo ferimento, ma il portavoce del Cremlino, Peskov, non ha confermato la versione. Andiamo su gara da innanzi, ritebbiamo come vediamo un pacco. Ecco, Trump, lite su Hormuz. USA spingono per una forza internazionale. L'Europa prende le distanze, no della Cina. Anche l'Italia frena sul coinvolgimento. Ebbene, abbiamo finito. Ah no, questo non l'abbiamo già visto. No. Ecco, no, adesso no, l'abbiamo già nato. Ma vabbè, comunque. Festa dell'Annunciazione, Santuario Santissima Annunziata Abiti, migliorati spostate da Daisecolo, sabato 21 marzo, ore 11, Santa Messa, ore 13, pranzo comunitario. Poi mercoledì 20 Chimbe, ore 11 Santa Messa, ore 16 Santa Messa. Ecco, intiso schifo che carne pa qua, che infatti questa poesia pure de... Ecco, state la cosa che mi ha spostata a Palasa e che come devi vedere. E dite si tratta che l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia deve fare analisi spettrografica da sul terreno o chi beste interessato da essa Einstein telescopo e come te la sa che te questa analisi
tramite un elicottero che colata che in una rete appiligata, giutta, e mappata sul terreno, cioè praticamente anche un sondaggio radiografico a bassa frequenza, che praticamente simile a quella che emette nello scavo elettrico o che colano i suoi scavi d'otto, e arriva a fare una spettrografia fino a 500 metri circa. Nelle prossime settimane vedrete un elicottero con un'antenna a forma esagonale che sorvola a bassa quota i comuni di Lula, Onanì, Bitti e Urune. Non si tratta di riprese fotografiche né di sorveglianza, ma di un'attività del progetto internazionale Einstein Telescope, un sondaggio per studiare la struttura geologica del sottosuolo fino a 500 metri di profondità. Ecco, la parte interessata è Onanì e Bitti e Luvula, ma non colata Zupa de Saida, cioè Zupa de Saida non colata. Anche un'analisi spettrografica dessa zona in forasa, zona di volo 420 km², campo base la che ti Luvula e poi Amulu. 400 km², area sorvolata, 2800 metri volo complessivo, 50 metri profondità di indagine, 50 metri altezza dell'elicottero, durata Batto Schittasa, campo base Luvula. Ecco qua come si svolge il rilievo. L'elicottero vola in linee parallele sopra l'asse con un'antenna esagonale di 40 metri agganciata sotto. Il trasmettitore nell'antenna genera brevi impulsi di campo magnetico primario verso il sottosuolo. Le rocce in profondità reagiscono producendo un campo magnetico secondario di risposta, tipo un sonar della nave, insomma. Il ricevitore misura questa risposta. Più la roccia è fratturata o bagnata, maggiore è il segnale. Combinando tutte le misure si ottiene un attacco del sottosuolo fino a 500 metri di profondità. Il risultato, una mappa 3D che individua la zona ideale per il futuro Einstein Telescope. Quindi abbiamo questo scampo magnetico primario e secondario, eccetera, eccetera. Di Mannasa, domande e risposte. Cos'è l'Einstein Telescope? Un rilevatore sotterraneo di onde gravitazionali di nuova generazione. La Sardegna è candidata italiana e ad ospitarlo nell'area intorno alla miniera Zosenato del Nuorese, candidata italiana, candidata sarda. Questo metodo di indagine è mai stato utilizzato prima? Sì, il metodo AM, Airborne Electromagnetic, è usato regolarmente in tutto il mondo. In Italia è stato già applicato nel Sulcis, in Laguna Veneta, nella provincia di Brescia e Sicilia. È pericoloso per la salute? Assolutamente no. Le emissioni dell'antenna hanno soglie inferiori a quelle consentite dalla legge. E per gli animali le emissioni elettromagnetiche sono del tutto innocue. I cavalli ed altri animali potrebbero al massimo spaventarsi per il rumore al passaggio dell'elicottero. Viene violata la mia privacy? No, non vengono effettuate riprese video né fotografiche. Gli edifici vengono deliberatamente aggirati. L'antenna studia il sottosuolo, non la superficie. A che quota vola l'elicottero? L'elicottero vola a 50 metri circa di altezza. L'antenna esagonale, 40 metri di apertura, si trova a circa 30 metri dal suolo. Il campo base è nei pressi di Lula. Quanto dura l'indagine? Circa un mese, a seconda delle condizioni meteorologiche. I risultati verranno poi elaborati per mesi per costruire il modello geologico 3D. Chi gestisce il progetto? L'INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in collaborazione con l'Università di Cagliari, nell'ambito del progetto europeo Einstein Telescope e della collaborazione ET Italia. Informazioni e contatti, Centro di Caratterizzazione Geofisica per Einstein Telescope, coordinatore Carlo Giunchi, poi responsabile del servizio Vincenzo Sapia, collaborazione Università di Cagliari, sito web www.ingv.it. Garanzie di sicurezza rispetto all'ambiente, nessun inquinamento acustico prolungato,
nessuna emissione nociva, nessuna alterazione del suolo e delle colture, nessun impatto sulla fauna selvatica, tecnologia certificata usata in tutto il mondo, supervisione di enti scientifici pubblici. Questo è tutto che siamo arrivati a scomo assaine de su ite novas de oie il durato fino a stropo 41 minuti se passa, insomma, quindi tancamos impresse. A menso il vedere di buona tutto da Bizzi TV. Adiosu e menso a casa.